Oggi ricorre la giornata europea, un monito per chi fa poco per rendere le strade sicure, anche quelle cittadine. Riabilitazione e neurologia, se ne parla ad Agrigento con specialisti da tutta la Sicilia. Ennesimo sbarco di migranti mentre a Roma si continua inutilmente a discutere sul da farsi. Si presenta la partita di domani tra Enna e Profavara, una mostra per ricordare Salvatore Moncada, e domani la Fortitudo incontra il Rimini. Buongiorno da TVA Notizie. Oggi ricorre la giornata europea della sicurezza stradale, un tema che ci riguarda da vicino. Il servizio di Arturo Cantella. Oggi 6 maggio ricorre la giornata mondiale della sicurezza stradale. In occasione di tale ricorrenza il gruppo Riolo mette in campo una serie di iniziative legate all'educazione stradale. Solo informando, afferma il gruppo Riolo, possiamo mettere i giovani nelle condizioni di capire cosa succede se abbassano le precauzioni. L'educazione e la sicurezza stradale entra così nelle scuole. Insieme all'associazione Ollus, Emanuele Teresi, studente del liceo scientifico Basile, morto a 17 anni in un incidente stradale in via dell'Olimpo a Palermo, ha predisposto un ciclo di conferenze in collaborazione con diversi istituti scolastici di Palermo allo scopo di ricordare ai giovani quanto sia importante la prudenza al volante in occasione della giornata mondiale sulla sicurezza stradale, che scade appunto oggi, insieme a tante iniziative che prenderanno il via durante l'anno in corso. È un modo per educare i ragazzi alla prudenza, perché spesso non c'è via di ritorno a un incidente stradale che alle volte lascia anche dei segni fisici. Dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di sapere cosa li attende in caso di incidente stradale, racconta appunto Yolanda Riolo, CEO del gruppo, in quanto molto spesso ne ignorano le conseguenze. È importante che abbiano tutti gli strumenti per capire cosa succede se si abbassano le precauzioni. Ecco perché abbiamo pensato di comunicare con i giovani, perché senza la comunicazione non c'è futuro. Un percorso dunque volto a sensibilizzare quante più persone possibili e contribuire a limitare la cronaca che sempre più spesso ci restituisce tragedie legate all'influenza. Per noi è una forza, afferma il CEO del gruppo Riolo, il valore sociale dell'informazione alla collettività che ci sta intorno per noi è una priorità, in quanto teniamo al territorio in cui viviamo e vogliamo dare anche noi il nostro contributo per la sicurezza stradale dei giovani. Il tema è importante affrontarlo non limitandolo ai ragazzi, perché il tema della sicurezza stradale è un tema trasversale, quindi prende dai pedoni agli anziani tutti. Devo dire che dalla mia esperienza, nata purtroppo per un evento luttuoso dopo aver perso un figlio in incidente stradale, credo che l'apprendimento dei piccoli è fondamentale, perché rappresentano in sé per sé la purezza, diciamo, del crescere. Che sì, è vero che le strade sono malmesse, che non si fa la manutenzione stradale, però è pur vero che quasi il 90% degli incidenti è per causa di errore umano. E in quest'ultimo periodo la crescita e l'attenzione per la sicurezza stradale anche nelle parti automobilistiche è massima. Io negli anni di questa mia attività non saprò mai se riuscirò a salvare una vita, ma per questo non mi fermo, anche in funzione del fatto che mio figlio, 4 anni prima di andare via in un incidente stradale, preciso lui era un trasportato, quindi senza nessuna colpa, aveva scritto una poesia meravigliosa che è una poesia sulla vita, è un inno alla vita. Ogni giorno assistiamo quotidianamente a incidenti mortali, dove i giovani e meno giovani perdono la vita. Possiamo fare qualcosa? Sì. Perché non la facciamo? Prima avevamo la scusa che non c'erano i soldi, adesso ci sono i soldi. C'è un'incapacità di progettare, c'è un'incapacità di prendere delle azioni decisive per far crescere i nostri figli in sicurezza.
I ragazzi vengono sensibilizzati quasi esclusivamente nell'ambiente scolastico. Devo dire che non sono molti i formatori e i formatori che ci sono non sono tutti qualificati a fare questo tipo di attività. L'educazione alla sicurezza stradale non serve per evitare le multe, ma serve per evitare dolore a chi ci aspetta a casa. Abbiamo predisposto un ciclo di conferenze in collaborazione con gli istituti scolastici, allo scopo di ricordare ai giovani la prudenza e soprattutto che non c'è via di ritorno da un incidente stradale, perché spesso lascia dei segni anche fisici. Dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di sapere cosa li attende in caso di incidente stradale. Loro non hanno ancora fatto questa esperienza. Mettiamoli noi a conoscenza di cosa potrebbe accadere se abbassano le precauzioni. Molte vittime possono essere risparmiate grazie agli ADAS, gli aiuti alla guida, che oggi sono presenti in gran parte delle auto che vendiamo noi, ma delle auto in commercio in generale. Chiaro che più sensibilità c'è all'interno del marchio automobilistico su questo argomento, più questi dispositivi sono preponderanti all'interno dell'auto. Sicuramente il fatto di essere in tanti all'interno del gruppo Riolo per noi è una forza, quindi ci poniamo questo valore sociale dell'informazione della collettività che ci sta attorno. Noi ci teniamo al territorio in cui viviamo e vogliamo dare un contributo. Ennesimo sbarco a Lampedusa. Mentre la politica discute e litiga, la situazione nell'isola peggiora. Un barchino è affondato ieri sera in acque SAR maltesi a circa 42 miglia da Lampedusa, 37 fra cui 7 donne, i migranti salvati dalla ONG Nadir e da 3 pescherecci poi trasbordati sulla motovedetta della Guardia Costiera. All'appello mancherebbe un uomo originario di Burkina Faso, fratello di uno dei superstiti, che è giunto insieme agli altri 36 a Lampedusa. L'uomo è ritenuto disperso, probabilmente sarà annegato dopo che la carretta si è ribaltata. La tragedia si è verificata intorno alle 19. Verso le 21:50 i 37 sono stati trasportati sull'unità della Guardia Costiera e sono giunti all'1 a Molo Favarolo. È stata una notte di sbarchi quella di Lampedusa, dove il soccorso di 8 imbarcazioni sono arrivati complessivamente 380 migranti. Durante l'intera giornata ne erano giunti 247 con diverse imbarcazioni. Sono arrivati quindi complessivamente 380 migranti. Durante l'intera giornata ne erano giunti 247. I primi a sbarcare sono stati 37, salvati dopo il naufragio del natante sul quale viaggiavano. A ruota sono giunti altri 35 soccorsi, dalla GO 79 Barletta della Guardia di Finanza e 99, fra cui 3 donne, agganciati alla V1102, sempre della Guardia di Finanza. Questi ultimi sedicenti bengalesi, ivoriani, eritrei, etiopi, marocchini, egiziani e ghanesi erano su una lancia libica di 12 metri, salpata a loro dire da Zuwara in Libia, stesso porto di partenza, ma su un barchino di 7 metri, dei 35 originari del Pakistan, della Siria e dell'Egitto. La motovedetta della Capitaneria ha soccorso e imbarcato 35 persone, fra cui 11 donne e un minore, 45 donne, tra cui 11 donne e 6 minori, e l'altra unità di soccorso ha recuperato altre 40 persone, tra cui 6 donne. Tutti questi migranti, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio e Guinea, hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia, dopo aver pagato circa 2000 dinari tunisini a testa. Rimpasto in giunta a Castrofilippo. Il sindaco Franco Badalamenti ha ritirato le deleghe agli assessori Tatiana Pletto, Salvatore Alessi, Antonio Sedita, ai quali subentrano Gianfranco Lobue e Salvatore Brucculeri. Confermato il vice sindaco Mariella Acquista. A Lobue sono state assegnate le deleghe alla viabilità, agricoltura, relazioni con i castrofilippesi nel mondo e con il Consiglio Comunale, ecologia e sviluppo tecnologico. Brucculeri si occuperà invece di sport, turismo, spettacolo, personale, igiene e sanità.
Congresso ad Agrigento per parlare di riabilitazione e neurologia con specialisti da tutta la Sicilia. Presidente del congresso è il dottor Fausto Crapanzano, direttore dell'unità operativa di medicina fisica riabilitativa del San Giovanni di Dio. Arturo Cantella. Un interessante convegno, un congresso, un aggiornamento professionale sulla riabilitazione ad Agrigento. Ecco, a che punto siamo? Siamo in mezzo al Riabilitac 2023, materialmente stiamo affrontando argomenti di interesse soprattutto per quanto riguarda pazienti affetti da disabilità di natura neurologica. Abbiamo coinvolto principali esponenti della riabilitazione e della neurologia, ma anche della clinica a livello regionale e anche a livello nazionale, e stiamo provando ad approcciare quelle che sono le difficoltà dei pazienti e provare insieme ai medici di famiglia e ai medici specialisti a trovare quelle che sono le soluzioni più efficaci alla disabilità delle persone affette appunto da patologie neurologiche. Riabilitazione non solo fisica degli arti, ma anche neurologica per anche casi di ictus, insomma nella complessità del suo insieme. Sì, l'intenzione è proprio quella di spostare l'attenzione non soltanto e tanto sulla patologia, ma soprattutto sulle persone, sul contesto sociale e familiare, in modo da riuscire a incidere maggiormente sulla riduzione della disabilità, delle patologie, e in modo tale da coinvolgere maggiormente questi pazienti, una volta affetti, appunto a risolvere la loro problematica nella migliore condizione possibile. Lei gestisce il primario di un reparto proprio qui in ospedale, qual è il quadro un po' della situazione del nostro territorio? E il nostro territorio, come tutto quanto il territorio nazionale, paga una situazione della sanità che è sicuramente difficile, sia in termini numerici che in termini appunto di entità di risorse disponibili. Diciamo che mi permetto di parlare a nome di tutta la sanità agrigentina, proviamo a dare il miglior servizio possibile, sicuramente considerando che appunto il momento storico non è di certo tra i più felici. Ci prepariamo se non altro ad affrontare una serie di difficoltà numeriche e speriamo che la situazione... Spesso c'è una richiesta maggiore di quella che è l'offerta, no? Sicuramente sì, nel senso che l'offerta risente della disponibilità chiaramente di medici che al momento rappresentano il punto. Anche perché c'è una richiesta dovuta anche a una certa buona nomina del suo reparto. Sì, quello fortunatamente diciamo che possiamo vantare un buon risultato dal punto di vista dei risultati ottenuti con i pazienti, con i disabili, e rispondiamo a quelle che sono le esigenze e i bisogni dei pazienti fondamentalmente, quindi proviamo a farlo sempre nel migliore dei modi. Parliamo appunto di questo congresso, dottore, lei ha una grande esperienza ad Agrigento nel suo settore, un congresso che ha avuto momenti anche di alta informazione medico-scientifica, insomma traiamo le conclusioni. Allora, il congresso devo dire che è stato articolato in maniera mirabile dal dottore Crapanzano, perché ha centrato dei temi importanti nell'ambito neurologico della patologia del movimento, coinvolgenti dal punto di vista sia della multidisciplinarità sia anche della complessità e fragilità di questi pazienti, e quindi dell'approccio multidisciplinare e riabilitativo che si ha in questi casi particolari. Mi riferisco ad esempio ai pazienti con sclerosi multipla, che sono spesso pazienti giovani con lesioni neurovegetative di tipo infiammatorio del sistema nervoso centrale, che ovviamente poi, se colpiscono soggetti giovani, ovviamente compromettono sia le capacità motorie, che spesso anche di tipo neurosensoriale, ma anche poi coinvolgono la vita sociale, la partecipazione nell'attività della vita sociale, ma anche nella scuola, nel lavoro, eccetera. Altro aspetto importante è stato anche focalizzare l'attenzione negli altri pazienti più complessi, che sono i pazienti con Parkinson oppure pazienti con postume di ictus. Ad esempio, oggi è stato affrontato l'argomento su quali sono i sintomi che possono essere colti nella fase iniziale della patologia per una prognosi fausta, quindi migliore ai fini riabilitativi. L'aspetto importante è poi l'approccio complessivo alla comorbilità, cioè quelle malattie che accompagnano spesso i pazienti cronici, cercando di sviluppare temi, quale ad esempio quello della disfagia, che è importantissimo nei soggetti con lesione del sistema nervoso centrale, con emiplegia. Cogliere questi sintomi della disfagia significa
alimentare il paziente in maniera corretta e soprattutto evitare il dimagrimento, le complicanze dovute all'alimentazione scorretta che ovviamente poi compromettono anche le capacità di recupero. Sapere istruire anche i familiari, cioè gli assistenti, che devono cogliere nella fase precoce anche quei disturbi che sono importantissimi come, ripeto, la disfagia, perché compromettono spesso la vita stessa del soggetto per le complicazioni che la disfagia può dare quando non si deglutisce bene e quindi l'alimento penetra nelle vie aeree superiori e questo compromette poi e dà luogo a polmoniti, a bingestis o a problemi anche di soffocamento. Tutti questi argomenti che ovviamente toccano aspetti diversi della disciplina sia riabilitativa ma anche specialistica, coinvolgono ovviamente anche i familiari che devono collaborare in questo progetto riabilitativo. In occasione del trentennale della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento, domenica la messa delle 11 verrà trasmessa su Rai 1 in diretta dalla cattedrale di San Gerlando. Dalle 9:30 la via Duomo verrà chiusa al traffico fino al termine della celebrazione. Il ministro per il Sud Raffaele Fitto ha incontrato a Palermo Confindustria Sicilia. Vediamo. È stato un momento di approfondimento ma anche di confronto. Infrastrutture per lo sviluppo della Sicilia, il convegno che si è tenuto a Palermo negli spazi di Confindustria Sicilia. Palermo sta vivendo una stagione felice di presenze turistiche, ma non basta, la città deve essere responsiva. Queste le parole del primo cittadino Roberto Lagalla, che ha dato il via a un appuntamento dedito alle prospettive di sviluppo delle filiere connesse alla logistica per il rilancio dell'economia siciliana. Una riflessione dal taglio unicamente non economico che guarda al futuro della Sicilia e alla quale ha preso parte anche il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana. Noi, gente del Sud, dobbiamo spendere enormi risorse che abbiamo a disposizione e spenderle entro il 2026 e soprattutto spenderle bene in modo da poter competere ad armi pari con il resto d'Italia. Nella sala terrazzi di Confindustria più volte è stata sottolineata l'importanza dei fondi del PNR, di quanto la politica possa fare tutti gli sforzi che vuole, ma senza una strategia reale e unitaria è difficile poter sperare i risultati adeguati all'attuale scenario rimarcato dall'assessore regionale Alessandro Aricò e dal presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese e ben descritto infine dall'onorevole Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei. Il Sud, le politiche di coesione, il PNR. Oggi abbiamo bisogno di grandi obiettivi da realizzare, obiettivi che possono cambiare la prospettiva di un territorio. Si tratta, continua il ministro Fitto, di fare scelte con lungimiranza e non si possono distribuire le risorse a pioggia, serve maggiore responsabilità e condividere con il sistema datoriale. Ci aspettano mesi intensi di confronto con la Commissione europea, afferma Fitto, dobbiamo affrontare le scelte sul tema di sviluppo e coesione. Ogni tanto il dibattito politico regala gioielli, in questa Next Generation abbiamo anche il dovere di dire la verità. Intanto il ministro Fitto, al termine del convegno, ha svolto una colazione di lavoro tra il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati temi legati all'uso dei fondi dello sviluppo e della coesione e le sfide che rappresentano il PNR in un'ottica di collaborazione necessaria al migliore utilizzo delle risorse. Il presidente della regione afferma: abbiamo illustrato al ministro Fitto le priorità di intervento del territorio e le problematiche legate allo sviluppo di alcuni progetti, tutti temi che approfondiremo nel dettaglio durante i prossimi incontri che stiamo programmando a breve. Protocollo d'intesa tra la Commissione regionale antimafia e la CESI, il servizio. Io credo che sia un inedito anche del rapporto tra un'istituzione della regione e la Chiesa nella sua modalità istituzionale, che è la Conferenza Episcopale. Costituiamo un protocollo per rendere sistemico l'impegno per la legalità, per organizzare di più e meglio il sistema di contrasto all'indifferenza, che costituisce il primo esercito
di sostegno della cultura mafiosa, e per farlo dobbiamo creare reti di partecipazione, ma anche reti di conoscenza, in grado di rendere più efficace il contrasto, di creare sistemi, come dire, di cultura della solidarietà, di quella che io chiamo la creazione di una grande caritas della legalità che operi in tutto il territorio siciliano, affinché, come dire, la reputazione dei mafiosi venga sostanzialmente messa all'angolo, si marginalizzino. Ecco perché noi dobbiamo combattere i mafiosi non solo attraverso lo Stato, le sue forme investigative, l'attività giudiziaria, l'acquisizione dei loro patrimoni, ma dobbiamo contrastare i mafiosi anche sul piano reputazionale. Dobbiamo in qualche modo ridicolizzarli nelle nostre comunità e farli sentire estranei alla vita delle nostre città. Che in Sicilia non sono sviluppatissimi, per esempio come in Lombardia, un sistema diverso, però in Sicilia abbiamo una grande tradizione di, chiamiamola pastorale giovanile, sia da parte dei religiosi, i gesuiti, i salesiani naturalmente, e altri ordini religiosi, e le parrocchie, l'azione cattolica, sia da parte della scuola. Purtroppo alcuni di questi sistemi sono un po' in decadenza negli ultimi decenni, per cui il grande sforzo nostro sarà quello di fare alleanze e reti, appunto con la scuola, con gli altri organi, il protocollo mira a questo, per dare di nuova vita con nuovi metodi, con nuovi linguaggi all'oratorio, che sarebbe allo sport, che sarebbe il luogo dove tu, divertendoti, quasi non accorgendoti, vieni educato e introietti in te stesso i più grandi valori della convivenza umana, che sono di fatto anche i valori del Vangelo. Venerdì prossimo 12 maggio verrà ricordato ad Agrigento Monsignor Lucio Ligregni, un sacerdote al servizio della Chiesa agrigentina, con una celebrazione presso il santuario di San Calogero, retto per tanti anni da Don Lucio. Arturo Cantella ha intervistato Enzo Di Natali. Professore Di Natali, un ricordo di Monsignor Lucio Ligregni. Il 12 di maggio, venerdì prossimo, ad Agrigento, proprio nella chiesa di San Calogero, dove lui ha svolto per diversi anni il suo ministero sacerdotale, ricorderemo Monsignor Lucio Ligregni. Monsignor Lucio Ligregni, che è stato un sacerdote, potremmo dire, conciliare, cioè secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. E infatti in tutti i campi in cui ha operato, lui guardò, visse, operò secondo il Concilio Vaticano II e assunse diversi compiti, come quello della catechesi, e operò per il rinnovamento della catechesi nell'azione cattolica, anche nella vita spirituale del santuario di San Calogero, dove Lucio Ligregni operò secondo il Concilio Vaticano II. Ricordare Monsignor Lucio Ligregni significa anche la sua pastorale scolastica, perché fu per diversi anni direttore dell'ufficio scolastico, e ricordarlo significa anche il suo impegno per quanto riguarda l'Istituto di Scienze Religiose. Fu anche direttore della Radio Diocesana Concordia, dunque svolse diversi compiti molto importanti nella vita diocesana, e lo ricorderemo appunto giorno 12 con una solenne celebrazione prosieduta da Monsignor Damiano, nostro arcivescovo, e concelebrata da tanti sacerdoti. Per la circostanza, diversi collaboratori che hanno lavorato con Don Lucio Ligregni faranno le proprie testimonianze. E adesso il commissario dell'ASP di Agrigento con le ultime notizie sul fronte dei servizi. Il primo appuntamento di maggio per l'aggiornamento della situazione sanitaria della nostra provincia. Ovviamente, partendo dal Covid, noi ci rendiamo conto che i dati per fortuna sono abbastanza scesi, tant'è che la pandemia non è più dichiarata tale, dichiarata cessata il 31 marzo. Non solo questo, ma dal 1 maggio noi abbiamo non più obbligatorio l'uso delle mascherine anche in luoghi affollati, ma il Ministro opportunamente l'ha salvaguardato nelle RSA, quindi in quei posti dove
le persone sono più deboli e più fragili, e nei nostri pronto soccorso, dove non si sa mai che arriva, non solo come Covid ma come malattie infettive. Quindi opportunamente il ministro Schillaci ha voluto mantenere l'uso di mascherine che, vi ripeto, non ci proteggono solamente dal Covid, ma ci danno anche la protezione da tutte quelle infezioni che vengono trasmesse per via aerea, e che la mascherina, soprattutto la FFP2, ci consente di non ricevere i batteri o virus che possono essere dispersi nelle particelle dell'aria. E allora io vi raccomando sempre di usarle in luoghi affollati, però questo sapete bene qual è la mia posizione, mi piacerebbe che fosse anche la vostra, perché è una posizione prudente per salvaguardare la nostra salute. Tornando ai dati agrigentini, noi abbiamo 50 nuovi casi positivi in una settimana, abbiamo 3 persone in medicina Covid a Ribera e una persona in terapia intensiva Covid a Ribera, quindi sappiamo così che i dati sono abbastanza tranquilli, non è un momento di non esacerbazione della trasmissione del virus. Detto questo, allora vediamo di occuparci un attimo di quelle che sono state le azioni un po' più importanti di questa settimana. Fra queste sicuramente l'assunzione di nuovi medici all'interno dei nostri reparti. Siamo riusciti a recuperare una decina di anestesisti e 5 ortopedici per la nostra provincia. Sono tutti medici specializzanti, quindi il contratto che avranno è a tempo determinato. Ovviamente la legge ti consente di fare questo, ma ti consente anche di trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato una volta che loro saranno specialisti, quindi sostanzialmente hanno assicurato il posto di lavoro e noi abbiamo assicurato la loro prestazione nella nostra provincia. Abbiamo dato anche mandato agli uffici di scorrere la graduatoria, perché per ortopedici ne abbiamo anche qualcuno in più, e ovviamente proporremo a loro, se vogliono, di essere arruolati nella nostra provincia. È stato assunto anche un autista, un amministrativo, ma continueremo in questa opera di reclutamento, perché come ricordate i numeri del nostro personale sono qualche centinaio sotto di quelli che è il nostro fabbisogno, quindi è importante non abbassare mai l'attenzione e proseguire in quest'opera di reclutamento. Un'altra cosa che è degna secondo me, di essere a conoscenza di tutti è quella che nella nostra provincia, nell'ospedale di Agrigento, parte l'ambulatorio per la terapia del dolore. Terapia del dolore che è una terapia molto importante, perché le patologie che possono essere curate con questa tipologia di tecnica, che è la scramble therapy, che è una tecnica non invasiva che sostanzialmente fa arrivare al nostro cervello, trasforma il messaggio dolore in messaggio non dolore, e quindi in maniera non chimica, non invasiva, non impattante sul paziente, riesce a non far sentire più il dolore. Ve la spiego così semplicisticamente, perché scendere nei particolari penso che non è questa la sede opportuna. Ci sono quasi 100 centri in Italia che possono fornire questa prestazione. Agrigento si aggiunge a questi. Sapete bene che noi vogliamo fare in modo che tutto quello che manca nella nostra provincia possa essere presente, perché è uno dei principi fondamentali del nostro sistema sanitario nazionale, di cui parleremo alla fine di questo incontro. Uno dei principi fondamentali è quello dell'accessibilità e l'equità delle cure, cioè tutti i cittadini hanno diritto ad avere le cure più appropriate e più adeguate per il loro bisogno di salute il più vicino possibile alla sede in cui risiedono, in cui vivono, e devono essere anche uguali per tutti. Quindi questo è l'obiettivo che ci stiamo prefiggendo come direzione strategica, e con questo stiamo andando avanti per tutti gli appuntamenti. Ovviamente si tratteranno le varie cervicalgie, le artrosi, le lombosciatalgie, dolori dell'anca, del ginocchio, del polso, dolori post-metastasi, dolori diabetici, tutta una serie di dolori che non faranno altro che fornire ai pazienti che soffrono di questa, ovviamente anche le cefalee, che soffrono di queste patologie fastidiosissime, a volte anche abbastanza complicate, che impattano sulla qualità della vita dei pazienti. Forniremo per questi un'assistenza che ci pone all'avanguardia e sicuramente al pari di altre regioni ed altre province della nostra nazione. Pausa adesso per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. La notte nazionale del liceo classico. Ad Agrigento l'appuntamento giunto alla 9ª edizione. Arturo Cantella.
La Notte Nazionale del Liceo Classico, giunta alla 9ª edizione, quest'anno ha la caratteristica che si svolgerà in 3 luoghi contemporaneamente. Sì, infatti siamo alla 9ª edizione, quest'anno abbiamo coinvolto il centro della nostra città, la centralissima via Atenea, con 2 siti, il Circolo Culturale Empedocleo e la chiesa di San Lorenzo, il Purgatorio, oltre naturalmente alla sede storica di via Empedocle, il nostro liceo. Questo perché partecipiamo anche in linea alla progettualità di quella che è la Capitale della Cultura 2025, che ha designato appunto vincitrice la nostra città. Saremo presenti dalle ore 17:30 in poi, l'apertura avverrà qui al Liceo Classico e naturalmente poi avremo il nodo centrale del pomeriggio, che sono le relazioni. Grandi ospiti, abbiamo appunto avuto la disponibilità del professore Maurizio Massimo Bianco, docente di lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi di Palermo, che terrà una relazione dal titolo Come essere padre, come essere madre, come essere fratello, prospettive comiche. Per quanto riguarda il Liceo Empedocle, avremo la professoressa Maria Isabella Bertagna, docente di grammatica greca presso l'Università degli Studi di Pisa, Dipartimento Fileli, coadiuvata dal dottore Andrea Gro, che ci parleranno della similitudine delle foglie nel 6° libro dell'Iliade, il tema della caducità e della permanenza, con un intervento anche sulla figura di Elena nella storia della letteratura greca. Il Circolo Culturale Empedocleo vedrà invece la presenza del professore Francesco Puccio, un ricercatore, che ci parlerà dei miti sulla scena, essendo lui uno studioso di teatro antico e moderno, il teatro greco e la sua ricezione contemporanea. Queste 3 relazioni si svolgeranno ovviamente coadiuvate e coordinate anche dai nostri docenti, che ringrazio per la loro disponibilità e la loro assoluta dedizione e professionalità. Dopo questi momenti ci saranno dei giochi matematici curati dalla ricercatrice presso l'Università Core di Enna, la professoressa Eugenia Taranto, che con il sistema Math City Map, coadiuvata dalla professoressa Lattuca, si divertirà a far giocare i nostri studenti in alcuni luoghi simbolo della via Atenea, per esempio la statua di Camilleri, l'androne del teatro Pirandello e altri che non rivelo. Poi avremo le voci del classico, ex alunni che si sono appunto distinti per i significativi traguardi che hanno raggiunto nella vita, la professoressa Francesca Benanti, l'ammiraglio Vittorio Alessandro e la professoressa Licia Siragusa. Sarà ospite d'onore l'attore agrigentino ed ex alunno anche lui del Liceo Classico Empedocle, Gaetano Aronica. Poi naturalmente gli studenti saranno protagonisti con attività di debate, attività teatrali, attività musicali, giochi, interviste, quindi è tutto un pomeriggio, una serata da scoprire e da vivere qui al Liceo Empedocle e negli altri 2 siti che sono stati individuati. La chiusura avverrà intorno a mezzanotte qui dalla sede del liceo, con la lettura in metrica dei versi di Apollonio Rodio, come da protocollo della Notte Nazionale dei Licei Classici. Sono lusingato di essere presente qui stasera e dare il saluto inaugurale a questa manifestazione, a questo evento. E naturalmente è importante portare il classicismo in tutte le scuole. Questo lo stanno facendo. Il Liceo Classico peraltro è stata anche la mia scuola, io ho frequentato proprio questo Liceo Classico. Penso che sia anche importante per la cultura agrigentina, anche perché con l'evento della proclamazione dell'opportunità quindi di Agrigento a capitale della cultura 2025 possiamo anche aggiungere quest'altro tassello al nostro puzzle di cultura agrigentina e siciliana. E il mio intervento di quest'oggi si occuperà della ricezione della tragedia greca sulla scena contemporanea, a partire da 3 opere, 2 tragedie e una commedia: la Medea di Euripide, il Prometeo di Eschilo e la Pace di Aristofane, che sono anche i 3 spettacoli che andranno in scena quest'anno al Festival del Dramma Antico di Siracusa. Quindi mi sembrava un'occasione anche interessante per collegare 2 realtà molto importanti del territorio e anche per riflettere sulla importanza del teatro come linguaggio non soltanto di condivisione di determinati valori, ma anche come riflessione sulle nostre lingue classiche. Sì, peraltro questa notte consacra anche il legame forte che unisce l'Università di Palermo al Liceo Empedocle, un legame che siamo certi sarà alimentato anche nei prossimi anni e con grandi frutti. Cosa verterà il suo intervento? Il mio intervento verterà su una commedia, ma in particolare su come i testi antichi ancora oggi possano essere per noi paradigmi, stimoli,
ci possano dare spunti di riflessione anche spesso in contrapposizione rispetto alle nostre idee. Il Parlamento della Legalità Internazionale, con il presidente Niccolò Mannino e il vicepresidente Salvatore Sardisco, ha organizzato per il 19 maggio a Brancaccio, nel luogo dove venne ucciso Don Pino Puglisi, il Festival della Legalità e della Gioia, con la partecipazione di studenti provenienti anche dall'estero. Siamo giunti alla pagina sportiva calcio. Domani alle 16 si giocherà la finale playoff tra Enna e Pro Favara per il campionato di eccellenza. Il servizio di Giuseppe Moscato. Secondo turno dei play-off per quanto riguarda il campionato di eccellenza Girone A. Dopo la splendida vittoria della Pro Favara sul Don Carlo Miselmeri, adesso tocca a l'Enna, la seconda forza del campionato, che per molta parte del percorso è stata anche regina. Adesso affronta la Pro Favara in una sfida diretta, partita unica nei 120 minuti, con l'Enna che ha di suo il doppio risultato, ovvero pareggio e la vittoria. Una cosa che non intimorisce la Pro Favara, che in questa settimana ha effettuato gli allenamenti come al solito, con uno spogliatoio carico, con una società vicina e soprattutto con un pubblico presente. Domani sicuramente ci sarà un bell'incontro. Al Gaeta di Enna sono attesi anche tantissimi tifosi della Pro Favara. Mister Catalano sembra avere tutto pronto affinché ci sia un'importante e grande partita. Sappiamo che abbiamo solo un risultato e siamo anche consapevoli di andare ad affrontare una squadra forte, una squadra che durante il campionato ha lottato fino alla fine per la vittoria finale, però è una partita, può succedere la qualsiasi cosa, noi stiamo abbastanza bene mentalmente, fisicamente e quindi ce la giocheremo a viso aperto. I ragazzi, dopo la meritata vittoria contro il Don Carlo Miselmeri, hanno affrontato sicuramente una settimana di preparazione, credo non solo fisica ma anche mentale. La settimana è trascorsa con grande serenità, siamo ormai tutti consapevoli che domenica abbiamo una partita importante, è una finale, la vogliamo giocare per bene, quindi credo che ci sia poco da dire ai ragazzi, perché sono abbastanza consapevoli di tutto quello che andremo a fare. Abbiamo lavorato come tutte le settimane, con grande serenità, come ho detto prima, e grande voglia, i ragazzi si divertono, stanno bene insieme e domani, come al solito, vedremo quello che dice il rettangolo di gioco. La settimana è stata anche propedeutica per cercare la migliore formazione. Lei non parla mai degli assenti, ma il fatto di non poter schierare Lupo sicuramente è un elemento molto penalizzante. Vito è un giocatore esperto, un giocatore che in mezzo al campo si fa sentire, sicuramente è un'assenza pesante, però anche in passato abbiamo avuto tante assenze, abbiamo sempre sopperito, come ho detto prima. Non è questo il motivo per cui la squadra domani dovrebbe essere in difficoltà o meno. Noi andiamo in campo consapevoli di avere un gruppo forte, perché poi alla fine credo che la differenza è questa. Noi siamo un gruppo forte, ci faremo la partita che dobbiamo fare, le assenze ci sono, però noi dobbiamo sopperire un po' a tutto come abbiamo sempre fatto. È una partita che l'abbiamo cercata e domani ce la andiamo a giocare a viso aperto. Loro sono forti, lo sappiamo, ma il calcio ha sempre qualcosa da fare, fa delle sorprese a volte, no? Noi siamo una buona squadra, loro hanno fatto un campionato importante e vediamo, siamo lì, non abbiamo quell'assillo che dobbiamo vincere per forza, quindi siamo più sereni rispetto all'Enna. Che cosa ti ha dato il campo, gli allenamenti in questa settimana? I ragazzi stanno tutti bene, sono contenti, tra di loro c'è affiatamento, fisicamente ho visto una squadra tonica e poi non si risparmia in nulla. Abbiamo
mi dispiace perché in questa partita un giocatore come Lupo non si ci può regalare, però gli altri stanno tutti bene, domani i ragazzi faranno una grande partita a prescindere da qualsiasi risultato. C'è ottimismo e ci credete? Noi ci crediamo perché alla fine sembra una partita secca, il fatto che loro abbiano dei risultati può essere un'arma a doppio taglio, perché in ogni caso loro devono vincere oppure devono sperare in 120 minuti dello 0-0, non è facile, l'abbiamo visto contro il Misilmeri. Quindi andiamo lì tranquilli e possiamo farci la nostra partita. L'ambiente ideale, Favara quest'anno a prescindere dall'entusiasmo c'è molta professionalità in società, nella dirigenza, nello staff tecnico e nei giocatori. Siamo secondo il programma che abbiamo stabilito quest'estate, campionato di vertice, promozione diretta o play-off. Siamo in play-off e per noi non è una finale l'ultima spiaggia, è un altro percorso per cercare di andare avanti. Si va avanti con un grande pubblico che segue anche in trasferta. Domani ci aspettiamo una nutrita rappresentanza dei tifosi, non sono mai mancati al nostro fianco, l'unica tifoseria che ha seguito sempre tutte le squadre in trasferta. Domani saremo in tanti a Enna. In tanti a Enna per credere in questa volata finale. Anche la società sicuramente crede in questo percorso, abbiamo sentito il mister, i ragazzi sono carichi. Parlerà al campo domani, siamo carichi, abbiamo preparato tutto alla perfezione, poi il campo darà il responso. Noi ce la metteremo tutta, sarà una bella partita. Basket Fortitudo Agrigento, una mostra per ricordare Salvatore Moncada ad un anno dalla scomparsa. Intanto domani partita con il Rimini al Pala Moncada. Arturo Cantella. Verrà inaugurata oggi pomeriggio al Pala Moncada una mostra fotografica che racconta la storia della squadra di basket fondata da Salvatore Moncada, che proprio ieri compiva il primo anniversario della sua scomparsa. Era uno dei sogni dell'imprenditore agrigentino. L'iniziativa verrà fatta grazie al contributo di alcuni fotografi agrigentini che hanno messo a disposizione alcune foto di questi anni, come Marco Gallo, Giuseppe Greco, Giuseppe Rigoli, Gianni Grimaldi, Giorgio Messina, Massimo Palamenche e Giuseppe Zuppardo. Intanto la squadra giocherà domani, domenica, la sua ultima partita della stagione. La vittoria regalerebbe il primo posto del girone e sarebbe una conferma importante della crescita che ha avuto la squadra in questo finale di campionato, oltre che una spinta ulteriore in vista del play-off della squadra condotta dal coach Cagnardi. Per Cagnardi sarà una partita tra due neopromosse che hanno raggiunto anzitempo la post-season e i nostri avversari sono una squadra che ha dimostrato grande tenacia, soprattutto nelle difficoltà, a dimostrazione della qualità del lavoro fatto da società, giocatori e staff tecnico. Sarà insomma una giornata particolare anche perché arriva un anno dalla perdita del nostro indimenticabile patrono Salvatore Moncada e tutti noi siamo particolarmente motivati nel voler regalare alla famiglia Fortitudo questo prestigioso risultato. E domani al Bosco Giunone ad Agrigento si svolgerà una prova ciclistica che assegnerà la Coppa Sicilia Giovanissimi, la partenza alle 10. Subito dopo il TG andrà in onda la sesta puntata della rubrica Mestiere Artigiano. È tutto, grazie per la vostra attenzione e a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana.